Era chiamata sua moglie, se era sentito mai. Ha chiamato sua moglie e dopo ha fatto un massaggio in casa di mia moglie, nella corsa. Ha fatto un po' di massaggio, è arrivata ancora il cuore. E dopo non era più battuto. Il cuore di Giampaolo Dozzo, militante storico e fondatore della Lega Veneta, ha smesso di battere alle 11 di mattina. Nel giardino della sua abitazione, dove si trovava, sopra ad una scala per tagliare la sua siepe, poi il malore. La moglie Isabella corre a cercare aiuto, chiama i vicini. È la moglie di quest'uomo a precipitarsi per praticare il massaggio cardiaco. Il cuore riparte e poi si ferma. Nel frattempo arriva l'ambulanza. I sanitari del 118 cercano di rianimarlo, ma per Dozzo non c'è più nulla da fare. Aveva 69 anni, da tempo soffriva di cuore, 15 anni fa il primo infarto. Questa mattina in casa c'erano tutti, la moglie, il figlio, i nipoti. Papà era una persona riservata, così il figlio ci chiede di allontanarci. Una notizia che in pochi minuti si sparge tra i vicini e arriva alla vicina trattoria Il Cavallino. Questa è una notizia abbastanza incredibile, nel senso che io ho sempre visto lui molto attivo, usciva sempre di casa, faceva anche la sua corsetta e è sempre molto gentile, dando del lei, contento quando vedeva i bambini, anche sua moglie ogni tanto ci ha invitato in casa per farci vedere il bel giardino che hanno sul Sile. Giampaolo Dozzo era un leghista della prima ora, aveva lavorato prima al mobilificio d'Alzilio di San Cassiano di Quinto e poi per il Favero di Montebelluna, una lunga carriera nel movimento iniziata da consigliere comunale a Quinto, dalla Marca a Roma, Montecitorio, dove è deputato, poi sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali nel governo Berlusconi. La sua Lega sarà l'unica a votare contro il governo tecnico di Monti nel 2011. L'unico partito, come sempre, che ha detto no, siamo noi della Lega. Eccolo alla festa della Lega, era il 7 settembre 2012, qui dopo le dimissioni di Monti. Noi siamo stati all'opposizione per un anno, abbiamo fatto le nostre proposte, però questa è una buona notizia per tutti i cittadini, le dimissioni del Presidente Monti è una buona notizia per tutti i cittadini, una buona notizia appunto per Natale. Capogruppo della Lega in Parlamento e commissario per la gestione della Lega Veneta durante la fase delle elezioni regionali. La sua corsa parte al fianco di Umberto Bossi, la delusione dopo anni di militanza con la Lega guida Matteo Salvini, che lo spinse a non rinnovare più quella tessera datata 1983.